Dopo il maltempo che ha colpito il Veneto gli scorsi giorni, il presidente della regione, Alberto Stefani, ha decretato lo stato di emergenza regionale. L'assessore all'ambiente e al clima, Elisa Venturini, continua a monitorare la situazione. Le previsioni, però, non sono positive. L'ARPAV, il Servizio Ambientale Regionale, infatti, prevede un nuovo intenso passaggio temporalesco sulla nostra regione nei prossimi giorni. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, infatti, ha previsto la fase operativa di attenzione per criticità idrogeologica per temporali in 7 bacini idrografici dalle 8 fino alla mezzanotte di giovedì. Dopo gli eventi meteorologici violenti degli ultimi giorni che si sono verificati in Veneto, per i quali il presidente Stefani ha dichiarato lo stato di emergenza regionale, stiamo monitorando l'evolvere della situazione meteo in Veneto. Secondo previsioni ARPAV, tra giovedì e sabato sono attesi nella zona del Veneto centro-meridionale fenomeni quali grandinate, temporali, piogge intense, raffiche di vento. Potrebbero quindi interessare soprattutto il Basso Veronese, la provincia di Padova, la provincia di Venezia e il Rodigino. Stiamo valutando anche se dichiarare l'allerta meteo.